Estate, sinonimo di sole e mare, ferie e vacanze, giornate in cui si stacca la spina per dedicarsi ad amici e parenti, godersi un po' di sano relax e lasciare spazio al divertimento. A coniugare tutte queste cose la spiaggetta di Giallonardo a Siculiana, che si conferma essere tra le più amate dagli agrigentini e non solo. Un luogo dove la parola d'ordine è allegria, amato dai bagnanti di tutte le età. Ma sentiamo cosa ne pensa la gente, cosa non deve mancare per loro in quest'estate 2014 e che progetti hanno. Perché amare la spiaggetta? Perché la spiaggetta e il baretto sono assolutamente un posto understate, poi c'è 0 RH negativo, altri BPM e Paolo Dedone che è fenomenale. Io preferisco fare 20 km in più da Agrigento, spostarmi e venire a trovare l'acqua pulita, la spiaggia bellissima e quindi per me già è un piacere. Cosa non deve mancare nella sua estate? Il sole E poi? e il mare. Che progetti ha per quest'estate 2014? Niente, partire con un villaggio. Cosa non deve mancare nella sua estate 2014? Non ci dobbiamo lamentare di quello che abbiamo, di quello che potremmo avere, c'è ancora speranza. Mi basta così, quello che ho. Cosa non deve mancare nella sua estate? Il caldo. Che progetti ha? Come passerà le vacanze? Veramente siamo addirittura d'arrivo, già un mese che siamo qua, Da dove venite? da Milano. Sicuramente un'estate è un'estate senza il mare, senza la spiaggia, senza stare in compagnia con gli amici, chiaramente con la ragazza, aperitivi, stare in compagnia tra la gente, ma anche ritagliarsi dei momenti in cui magari stare un po' tranquillo, in serenità, rilassarsi, anche leggere un bel libro, fare tutto quello che magari la routine quotidiana quando uno lavora non può fare perché non ha proprio il tempo necessario. Un po' di divertimento, sicuramente svago e cercare di liberare la mente da tutti quei pensieri che durante l'anno tra il lavoro, la routine quotidiana, nel tram metropolitana, impegni, l'estate finalmente si riesce un po' a liberare tutta la mente, no? e la vita, no? Del quotidiano dalle solite abitudini. Stare con le persone a cui si vuole bene, amici, famiglia, un po' di sole, non guasta. Cosa non deve mancare nella sua estate? La salute. Che progetti ha? Partirà? Io sono già in vacanza, Da dove viene? da Torino. Che ne pensa della spiaggetta? Sempre bella, il mare è bellissimo, c'è tranquillità, meglio di così. Io adesso il progetto è quello di rimanere qua fino al 20. Quello che non deve mancare è da mangiare poi per adesso. Poi quando arrivo a Torino vediamo perché lavoro non ce n'è.